Vuoi ancora un po'? No, grazie, sto aspettando il caffè. Che ne diresti se la smettessi? Che cosa? Di suonare il tamburo. Ecco il caffè. Maria Grazia? Signora? Finito? Sì? Ecco. Brava, portalo su. Subito, signora. Lui non esce? Sì, esce con me. Con te con i basari. Non capita molto spesso, eh? Ma siccome con te è molto difficile uscire, allora mi sono trovato un altro cavaliere. Maurizio? Sì. Il caffè diventa freddo? Ti ricordi quando eri bambino? Mi dicevi sempre, mammina, quando sarò grande ti sposo e ti porterò sempre io a spasso. Ora vado su a vestirmi. Sì. Quel ragazzo non vede l'ora di alzarsi da tavola. Per forza, si deve preparare. Se poi tu credi che sia piacevole la tua compagnia, ma su, smetti di leggere. Siamo così in pochi in casa, siamo soltanto in tre e non si riesce mai a stare un pochino insieme, nemmeno a tavola. Continui a leggere, leggi, leggi e non dici mai una parola. Cosa vuoi che dica? Vedrai, appena potrò, ho una notizia. Ah sì, dimmela. No. Si tratta di una notizia riservatissima e non voglio si dica che sia trapelata per causa mia, nemmeno con mia moglie. Sei il solito pignolo, Valerio. Il signor giudice ha finito? Sì, porta via tu. No, lascia. Lei deve andare via. È tornato tuo marito questa sera, allora... Almeno sparecchio. No, non ti preoccupare. Proprio stasera che la signora deve uscire. Piuttosto dimmi, hai stirato il vestito blu di Maurizio? Sì. Allora va, via, via. Grazie. Si diverta, signora, buonasera. Buonasera, signor giudice. Buonasera. No. Tu vedessi Maurizio com'è bello con il suo abito blu? È strano, pure andiamo dallo stesso sarto. Non vuoi mica dire che è colpa del sarto, eh? Lo capisco. Credi che tuo figlio sia più bello di me. Tu travedi per lui, però questa volta non ti posso dare torto. Oh, mamma mia, ho fatto tardi. Arriveranno i vasari e non sono ancora pronta. Io vorrei sapere perché hai mandato via la cameriera. Oh, poverina, è arrivato suo marito. Il contratto verbale che la Lega a noi le impone di rimanere in servizio fino a dopo cena. Ma ti pare il caso di parlare di contratti verbali adesso? Allora non lamentarti. Perché che si lamenta? Anzi, voglio fare una cosa. Ecco, io vado su a prepararmi e tu finisci di sparecchiare. Lo dico, sei matta? Oh, Valerio, ti prego. Sei matta? Una volta sola nella tua vita. Lucia, Lucia, ma non c'è serietà, scusa. Ah, tu mi fai scontare tutto, anche l'allegria quando ti viene. Che cosa succede? Così non si può dire che non mi occupo della casa, ho rotto 3 piatti. E non sono i primi, purtroppo. Sì, ma questi li ho rotti per ragioni di servizio. Guarda se ti riesci di piegare la tovaglia. Altri ordini, signora? Altri ordini? Aspetta, sì! Te la do io il bacetto. Guarda che sono già qui! Ah, mi dai la chiave della macchina? Prego, Grazie. Buonasera, giudice. Buonasera a tutti! Le cose di cui riesce a entusiasmarti sono quelle che non mi interessano. Non esagerate adesso, anime gemelle. È pronta, Lucia? Si sta preparando. Ancora qualche minuto. Ma accomodatevi, perché mia moglie è una di quelle donne che hanno sempre vivo il senso dell'eternità. Non mi aspettavo di vedersi questa sera. Di quell'adagio. Su, accomodatevi, prego. Entrate.
Se arriviamo a concerto iniziato, non ci lasceranno entrare. Ah, non sarebbe un gran male. Così si potrebbe andare a vedere i Globetrotters. Sai che noia. Un quartetto si sa sempre come va a finire. Una partita di pallacanestro invece no. Se credi di essere Per spiritosa con favore, queste non battute... litigate sempre. Come sono cambiati i tempi. Una volta le ragazze facevano il tipo per i violinisti biondi, romantici. Adesso lo fanno per i negri alti 2 metri. Se entrate un momento nello studio, vi offro anche da bere. E avrete l'onore di essere serviti da me perché la donna di servizio a quest'ora è già andata via. Prego. Avanti, sarà un piacere. Lucia! Lucia! Scendiamo subito. Mamma, Che c'è? guarda che io non vengo con voi. Ma come? Me l'avevi promesso. Poco fa non ho voluto contraddirti davanti a papà, sai come lui. Ma non posso venire, ho avuto una telefonata. E perché hai messo lo smoking? Appunto, una festa. Ah, no. Tu uscirai con noi. Abbiamo già comprato anche i biglietti. E come faccio? Prima mi dici di essere contenta quando mi diverto, poi mi torturi coi concerti. Ma no, caro. Ma non è per il concerto. È che mi fa piacere di uscire una volta tanto con te. Se per questo domenica ti offro il cinema. Con i soldi di tuo padre. Che c'entra? Lo so che i soldi sono di mio padre. Volevo dire che andavamo al cinema insieme, io e te soli, senza la scocciatura dei vasari. Ma questa sera non mi costringere, mamma. Proprio non posso. E se papà brontola, pensaci tu. Sei sempre lo stesso. Perché non mi aiuti a fare il cravatino? Non posso, ho fretta. E va bene, grazie. Ma su, vieni qui, stupido. Ti offendi subito. Vieni. Non si sa mai come ti si deve prendere. Perché hai aspettato l'ultimo momento a dirmelo? Ma te l'ho detto, ho avuto una telefonata. E non ti muore, se no non riesce neppure a me. La promessa del cinema vale, sì? Vediamo se la manterrai. Certo. Stasera dove vai? Eh? Da chi vai stasera? Dai Mainardi. Ho sempre detto che sei un sofista come Socrate. Eccoti la tua razione di cicuta. E quello stesso avvocato un'altra volta si rivolse ai giurati dicendo: siete dunque certi della colpevolezza dell'imputato? Sì, e difatti tutto era contro di lui, salvo che non si era ancora trovato il corpo della vittima. Ma se aveste un solo dubbio, proseguì l'avvocato, lo assolvereste? Sì. Allora, signori della corte, da quella porta entrerà la presunta vittima. I giurati si voltarono. Ah, disse l'avvocato, sicuro del fatto suo, il dubbio l'avevate. Ma lo condannarono lo stesso. Perché? Perché l'unico a non voltarsi era stato proprio l'imputato. Per lui non c'erano dubbi. Guarda come gongola. E inutile, sei un pubblico ministero nato. L'idea che ci sia un colpevole ti eccita sempre. Adesso siete in 2 a esagerare, tu e mia moglie. Lucia! Sì, sono pronta. Maurizio, divertiti pure, non me ne dispiace affatto. Potresti però essere un po' più sincero con me. Avevi promesso di accompagnarmi e invece avevi già preso appuntamento per andare da Mainardi. Non si può mai stare tranquilli con te. Ma perché? Che ho fatto? Quella rivoltella, l'hai restituita? Te l'ho detto, lo farò domattina Se quando non lo vada vedrò. che lo dico tuo padre. Ma sì, Sei sì. sempre così strano, così chiuso. Non riesco proprio a capirti. Ma che cosa vuoi che ci sia da capire, mamma? Scusami, vado giù a salutare i vasari. Sai come papà è capace di seccarsi. Maurizio, avremo un lungo discorso da fare io e te. Va bene, ma ora finisci di prepararti. Io intanto scendo. Passo da Mainardi a prenderti. No, non voglio. Perché? Non farmi diventare ridicolo, mamma. Non sono più un bambino. Lo so. Lucia! Buonasera, Com'è Lucia. bella! Scusatemi se vi ho fatto aspettare. Andiamo subito, facciamo ancora in tempo. Sì, ho dovuto aiutare Maurizio e allora... Ciao, cara. Ciao. Buonasera, signore. ingegnere. Sì. È già uscito Maurizio? Non so, è passato di corsa. Ci ha salutati appena. Non se la Andiamo? prenda, signora, Andiamo? sono ragazze. Buonasera, avvocato. Non poteva venire. Ah sì, ma poi abbiamo avuto una telefonata, un invito dai Mainardi. E io penso che un ballo di ragazzi sia molto meglio di un concerto per uno della sua età. Ma hai detto che ti accompagnava, un nuovo cavaliere, tutte queste Sì, belle cose. sì. Gli ho detto io di accettare. In fondo penso che si divertirà molto di più. Gliele dai tutte vinte. Vai. Eccomi. Allora tu non vieni? No, devo parlare con Valerio. Parlano e poi le chiacchierone siamo sempre noi. Buonasera.
Allora di nuovo, giudice, buonasera. Arrivederci e divertitevi anche per me. Non faremo tardi. Perché? Hai fretta? Se permetti, essa porto io la macchina. Per carità, non stanno a sentire se tieni alla vita. Ma perché, scusa? Sì, sempre così. Sai perché non sono andato al concerto? Perché non ti piace? Anche, in questo sono d'accordo con la sorella di mia moglie e poi domattina devo alzarmi presto. No, perché ero veramente ansioso di potermi congratulare con te da solo a solo per la tua promozione. Ma non mi dirai che sei già al corrente di tutto? Di tutto. La notizia non è ancora ufficiale, ma sai che a me non sfugge niente. Peccato, avrei voluto dartela io la notizia. Non c'è gusto. Bevi qualcosa di forte. Beh, dammi un'altra pozione di cicuta. Eccola, tutte le luci accese. Sono tutte uguali le donne, eh? Accomodati nello studio. Sì. Serviti, ti raggiungo subito. Si fanno tante dissertazioni sull'economia domestica e poi si spreca tutto spiano. C'è mia moglie che non può soffrire il buio neppure a distanza. Lei esce, ma lascia tutto acceso. Una luce qua, una luce là. Rivolgiamo il nostro pensiero alla funzione, all'alta funzione del magistrato. E consideriamo che essa comporta... Che cos'è che comporta? Ah sì, comporta un lavoro affannoso. Bel discorso, eh? Non me lo rubare, eh? Scusa, se sono permesso, ho premuto questo bottone e è venuta fuori la tua voce. È il mio elogio al magistrato che terrò al circolo giuridico. L'hai pagato caro? Io non l'avrei mai comprato, è un regalo di mia moglie. Lo credevo inutile e invece ci ho preso gusto. Beh, non vedi? E ho trovato soltanto arracciato. Guarda che biblioteca ben fornita. Sai cosa pensavo? Che adesso dopo la tua promozione tu non potrai più occuparti del caso Pardi. Ti piace? Va là. Tutt'altro. Di piuttosto che sono contento. Capisco, non ti piace trovarti faccia a faccia con me. Tu mi giudichi un avversario temibile. Di pure terribile. Ah, non direi che io sono giusto. Oh, giustissimo, ma sordo. Come? Sordo! Sordo, vedi, tu senti una sola campana. Guarda, non vorrei offenderti proprio oggi. Ma vedi, tu applichi la legge. Perché dovrei offendermi perché applico la legge? Sì, la applichi con freddezza, senza tener conto delle circostanze umane, delle passioni, delle condizioni Ma ambientali. queste sono previste dal codice. Come? Sono le circostanze attenuanti. Vedi, basta questa sola parola per definirti. Scusa, sai, si fa per dire. Non c'è un magistrato più stimato di te. Sì, grazie, non incensare, avanti. Ma vedi, quando tu ti trovi di fronte a un colpevole, ti sei mai domandato quali sono i limiti della sua responsabilità personale e dove cominciano le responsabilità della società in cui vive? E ancora di più, ti sei mai domandato se questo colpevole debba essere punito o piuttosto debba essere recuperato? Come dire, salvato? Ma io non sono un apostolo né un pescatore di anime, non è il mio compito. Se potessi una sola innovazione porterei al codice. Quando si condanna un imputato, si dovrebbe anche condannare l'avvocato che l'ha difeso. In questo caso io sarei all'ergastolo 4 volte. Te lo meriteresti. Voi altri penalisti siete dei sentimentali. Se ti fidassi qualche volta dei sentimentali. Potrò venire a chiedere consiglio a te. Non si sono fatti. È occupato. Perché gli hai detto che era occupato? Perché era riservato a Maurizio. E allora stia lì. Già, perché non è venuto? Ha un ballo lui. Che hai? Niente. Non mi sento bene. Mi è venuto un mal di testa? Scusami, sai, ma al prossimo intervallo me ne vado. Ti accompagno? No, no. Non puoi lasciare solo tua sorella con il mio fidanzato. Vuoi ballare?
Ciao, buonasera. Ciao Susanna, me ne buonasera. andate già? Sì, domani ho gli esami. Quanti? 5. E quando hai studiato? Ah, ma questi sono sempre quelli dell'anno scorso. Va bene, ciao. E tu gli esami quando li dai? Io? Mai. E che sono scemo? Lo vedi Giorgio? Quello studia il jazz. Guarda che criminali. Ballano il jazz. Questa è musica che va ascoltata religiosamente, come una sinfonia di Beethoven. E io ballo pure le sinfonie di Beethoven, ballo tutto. Male, direi. Senti, speriamo che domani mi boccino, perché papà mi ha promesso che così mi manda in Svizzera. Capirai in collegio. Beh, è sempre Svizzera, eh. Scusi, c'è ancora molta gente dai Mainardi. Solo i matti, signora. Buonasera signora, cercava mamma? Non c'è. Quando noi ragazzi diamo le feste la mandiamo sempre al cinema. Già comandate voi figli ormai. Ma come sei bella, come sei elegante questa sera. Mi sembra ieri quando preparavi la licenza ginnasiale con Maurizio. Perché non si accomoda signora? Grazie. Sono stata ad un concerto e passando di qui ho pensato di salire un momentino per salutare la mamma e per tornare a casa con Maurizio. Signora, Maurizio non c'è. Non c'è? Però lo aspettavamo. Possiamo domandarlo a qualcuno di loro? Ragazzi, sapete perché Maurizio Rossello non è venuto? No. Ha telefonato che non veniva. La mamma di Maurizio. Buonasera. Ciao Giorgio, come sta la mamma? Bene, grazie. Non le ha detto dove andava? No. Le ha telefonato da casa? No, non credo. Prego, signora, si accomodi. Grazie. Lo conosci da molto tempo, mio figlio. Fanno sempre coppia fissa. Non si riesce mai a ballare con lei. A Grazie. proposito, signora, complimenti. Maurizio balla divinamente. Complimenti a me? Veramente non sapevo neppure che mio figlio ballasse divinamente. È sempre così divertente e allegro. Sì, in compagnia è allegro. Signora, vado a prenderle qualcosa da bere. C'è rimasto poco, ma... Per forza c'è rimasto poco, c'era poco. No, niente, grazie Susanna. Perché secondo lei è allegro solo in compagnia? Beh, non so, io l'ho detto così per dire. Si direbbe che lei abbia un'opinione diversa. No, signora, non le dia retta, lei vuol sembrare interessante a tutti i costi. Io, per esempio, lo trovo così charming. Bene, vi lascio la vostra festa. Ma perché vuole andarsene, È signora? tardi, devo rientrare. Buonasera a tutti e buon Buonasera, divertimento. signora. Buonasera. Non ti disturbare, Susanna. Ciao, cara. Ecco perché non riuscivo a telefonare. L'abbiamo staccato così i genitori non ci scocciano. Pardon, l'ho per vizio di fare delle gaffe. Allora, salutami la mamma, eh? Grazie, mi dispiace che non abbia trovato Maurizio qui da noi. Sarò certamente a casa. A proposito, dimmi, come si chiama quella ragazza bionda? Sandra.
Sei tu, Lucia? Lucia? Già di ritorno. Rientrato Maurizio? Non credo. Come non credi? Se non è salito senza che me ne sia accorto. Maurizio! Non mi reggo in piedi questa sera. Uffa, Maurizio! Non gridare così. Ho già detto che non c'è. Ma non ne sei sicuro? Esci, ti diverti e quando rientri metti il muso. Già, tu invece sei sempre allegro solo quando c'è qualcuno. Quando siamo soli, allora. Quella bella notizia ora finalmente te la Ma posso sì, dammela dare. che dopo vado a cambiarmi. Bella per me, sì signore, ma che purtroppo te ne procurerà un altro un po' meno Ho piacevole. capito, il viaggio promesso è andato in fumo, vero? No, tu esageri sempre, solo rimandato. Bene, se vuoi proprio sapere non me ne importa niente. Adesso scusa, vado a togliermi il vestito. Sì, poi vattene a letto. Non andrò a letto se che Maurizio non sarà rientrato. Io dovrò lavorare ancora un poco. va. Ah, non ti disturberò, non aver paura, va. Non pensi ad altro. Lavori in ufficio, lavori in casa, di giorno, di notte. Solo per capriccio, vero? Lo sai che da un po' di tempo sei diventato insopportabile? Ho notizie un po' incerte, non te la posso dare perché i tuoi nervi sono sempre tesi. Nervi li ho anch'io, ma li trattengo. Una buona notizia nemmeno perché... Valerio! Non eri così. Oh, perdonami se qualche volta sono un po' nervosa. Ma tu non mi dire più che sono insopportabile. Sì. In fondo, perché non dovrei essere contenta? Quale casa più bella di questa potrei desiderare? In affitto. Oh, se penso a quello che eravamo non molti anni fa. Piccolo pretore di provincia e una moglie tutta spaurita. Un magistrato povero che ha sposato una povera ignorante. Ah, Sì, voi che non mi conosco. Signorina Lucia, non si sente per caso di volermi un po' di meno? Io ti risposi sì. La tua prima bugia. E ti portò fortuna. Appena sposato il mio primo avanzamento. E dopo un anno, il mio primo annuncio. Avremo un figlio. Ora vieni, che c'è da brindare. No, scusa, vorrei prima togliermi le scarpe, vengo subito. Prima dici che non ti fallo mai, poi al momento buono scompari. Lucia, al posto tuo io volerei per conoscere questa bella notizia. Valerio, io... Ho saputo oggi, da una persona molto importante, che la mia promozione è cosa ormai fatta, capisci? Mi fa piacere per te, caro. Mm? Mi aspettavo un maggiore entusiasmo, ma insomma, mi accontento. E ora dimmi, perché quel nostro viaggio non ti interessa più? Perché non mi sento di lasciare Maurizio, nemmeno da mia madre. Non capisco, compie fra poco 19 anni. Non sono tranquilla sul suo conto, è così svogliato. Mi deciderò presto a raccomandarlo presso qualcuno per un lavoro qualsiasi, non importa se per lui è umiliante, purché lo veda occupato. E lo sa, non se ne dà per inteso, Sei in forse un'età non ci crede. tanto critica. Che ho avuto anch'io, e senza tanto il manceria, a meno che non abbia un cervello ottuso. No, questo poi no. E allora bisogna strigliarlo. Ecco, lo vedi? Lo vedi? Con te non si può mai parlare. Alle volte avrei bisogno di sfogarmi, di confidarmi. Ma ti arrabbi subito? Tu non te ne accorgi, ma con lui sei sempre il pubblico ministero. Allora vuoi capire che coccolandolo come fai? Lo vizi e lo rovini. Valerio, io vorrei il tuo aiuto.
ma vorrei anche che non fosse violento. Mi aiuto perché? Ancora? Cosa c'è ancora? No, niente. Niente è tanto. Ecco, ci sono delle cose, molte cose, che non mi piacciono. Cosa, per esempio? I suoi amici, li hai mai visti? Io? Già si capisce. Non hai mai tempo per occuparti di Maurizio, vero? Insomma, per nostro figlio noi siamo giunti anche a cose spiacevoli. Abbiamo stabilito, sì o no, che di lui te ne saresti occupata da sola sino al momento in cui non ce l'avresti fatta più. Sarei in quel caso subentrato io e naturalmente da solo, è vero? Sì. E allora questo momento è arrivato. Pronto, Casa Rossello? Sono Elsa, dottore. Volevo notizie di Lucia. Come sta? Bene, mi pare. Perché? Mi sembrava così agitata. Agitata? È andata via prima e non ha voluto che l'accompagnassi. Perciò non ero tranquilla. Ah già, sta meglio. Attraverso un momento un po' difficile. Nervi, cara signora, nervi. Che passeranno. La ringrazio e mi saluti Giorgio. E lei mi saluti tanto, Lucia. Buonanotte. Buonanotte. Un'altra delle tue solite bugie. No, non è vero. Io mi sentivo poco bene anche prima di uscire. Non si sa mai quando tu dici la verità. Ieri nel suo armadio ho trovato una rivoltella. Eh? Poco fa ho frugato nella sua stanza, dappertutto. Non c'è più. Ma non lo vedi che qui? Non era questa. Hai notato se fosse carica? Non saprei. Io ti domando perché me lo dici solo ora. Perché non gliel'hai tolta? Perché sei sempre la stessa. Immagino che a lui non avrei detto niente. No, gli ho parlato invece. Si è messa a ridere. Mi ha detto che gliel'hanno prestata. E allora? Mi ha detto anche che l'avrebbe restituita domani mattina, ma non c'è più su ora. Le avrà cambiato di posto. Ma come mai tu devi essere così debole con lui? Ti aspetti che si ravveda da sé, lo vedi cosa può accadere? Che per illudersi di essere già un uomo procuri persino un'arma e continui a rubacchiare a te e a me. Oh, questo poi. Anche a me, anche a me. E me ne sono accorto, sai? E tieni sempre così a stecchetta. Ma non difenderlo sempre! Scusami. Maurizio, ma che cosa hai fatto? Niente, sono stato in motocicletta con un amico, siamo caduti. Ma se papà se ne accorge... Dimmi, com'è stato? Ho battuto. Perché non sei andato da Mainardi? Vada, Luigi, spiegherò tutto. Dimmi, che cos'è questa storia della motocicletta? Vuoi che papà ti senta? Vada, Il Luigi. giudice è quasi sempre obbligato a vivere al centro di un dramma al quale è estraneo e che pure gli appartiene. E spesso egli si trova a dover scegliere nell'applicazione della legge. A scegliere? Era lui? Ignorante? Sì. Questa casa nemmeno si saluta più quando si va a dormire. No, ha detto a me di salutarti, di scusarlo tanto. L'ho fatto subito spogliare perché era tutto bagnato di sudore. Già, esistono anche i malandri, Lorina. Sì, ma non pensiamo più a lui ora che è rientrato. Piuttosto, leggimi il discorso che hai scritto. Hai a letto che ti raggiungo subito, No, caro. no, facciamo come si faceva un tempo. Ecco, tu leggi e io sono il tuo pubblico. Hai domandato della rivoltella? Lo farò domattina, quando salirò per svegliarlo. È una cosa che non mi piace affatto. Ora salgo, gli do 4 ceffoni e gli proibisco di davanti. Ti prego, forse già dorme. Povera cara Lucia. Malgrado tutto ti voglio molto bene anch'io.
Che vuoi? Te lo domandi? Sei tornato in uno stato che fa spavento. Lasciami stare. A tuo padre ho detto soltanto che sei rientrato tutto sudato. E non gli dirai niente, siamo Ma d'accordo. domani ti vedrà, non è una ferita questa che si può nascondere. Quella alla gamba, sì. La gamba? Fammi vedere. Oh, ma com'è stato, Maurizio? Bisogna fare qualcosa. Perché non se ne accorga il pigiama, lavalo tu. Sì, ma quella alla fronte. Domani, quando rientrerò, sarò caduto all'ora. Vado in cucina a medicarmi meglio. Su non ho trovato l'alcol. Vengo con te. Ma dove ti sei cacciata? Ma è possibile che a quest'ora tu non riesca a dormire? Ma dove sei, Lucia? Eccomi. Non potevo dormire, non potevo stare ferma, allora per non disturbarti sono andata giù. Con chi parlavi? Con nessuno? Accendi una volta tanto. Cos'è quella luce? Ah, la luce del bagno che ho... Che non hai acceso tu. Come? Non sei andato piuttosto da Maurizio? Sì, volevo vedere se dormiva. Dormiva? Sì, dormiva. Non mi nascondi niente? No? Dovevo dirgli subito, perché si meritava. Voglio vederci chiaro. Prego, Valerio. Lasciami passare. Fai male, Valerio, fai molto male. Io sono debole, ma tu non hai misura. Dov'è? È in cucina. Cosa fa? Valerio! No! Perché? Cosa succede? Ma perché non parli? Oh! No, Valerio! 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 Vieni, Allora, Valerio, cosa vieni, succede? Valerio! Ti sto mentendo solo per impedirti che tu lo punisca troppo severamente. Come meriterebbe. Hai proprio ragione, come meriterebbe. Eppure, io ho sempre tanta paura. I giovani di oggi, vedi, non sono più come eravamo noi che... Dai, che i giovani sono sempre giovani, come i guai sono sempre guai. Dimmi cos'è accaduto. Il ragazzo ieri sera non è andato in casa Mainardi, ma insieme con un suo amico che non so chi sia, e in motocicletta è andato a ballare con un'altra comitiva da un'altra parte, fuori città. In smoking. E come si trovava? In motocicletta, no? Ma aveva l'impermeabile. E poi, non so, non lo sa nemmeno lui, del resto sono caduti e lui si è ferito alla gamba e alla fronte. Ecco, è tutto qui. E ti par poco. E adesso dov'è? È in cucina che si sta disinfettando. No, vi vedrete domani quando sarete più calmi. Chiamalo. E non ti sedere a quel tavolo, impressioni tanto anche me. Chiamalo? Tuo padre ti vuole. Parleremo domani. Maurizio? Maurizio? Adesso mi fa male la gamba. Non devi mica parlare con la gamba. Vieni qui che è meglio per te. Siamo caduti, ecco. Poteva capitare anche a te. Ubbidisci. Forse perché non sono andato dai Mainardi. Ma non vorrete che anche quando sono fuori la sera io debba... Tu devi venire qui. Chiudi la porta. Valerio, io... Ti prego, Lucia. Adesso tocca a me. Ascoltami attentamente, Maurizio. Maurizio, quando pronuncio questo nome mi vengono in mente tanti bei sogni. Pazienza, tutto sbagliato. Che io non sono contento di te, questo devi averlo capito da un pezzo. Ascoltami bene, tutto dunque deve cambiare radicalmente da questo stesso momento. Vedi bene che non ho voluto nemmeno lasciare passare la notte. Bisogna dunque dedurne che di te ne sono talmente stanco da non poterne più. Pur tuttavia, un'ultima carta te la voglio lasciar giocare. Tanto più che di carte tu devi intendertene. Ma non è vero, papà, non gioco mai. Non rispondere! E sappi che questa mia generosità tu la devi a quella povera donna di tua madre che non merita davvero di vivere sempre così allarmata e solo per te. Alla tua prima mancanza di qualunque genere essa sia, io provvederò e sai anche quello che ti aspetta, siamo d'accordo? Sì. Non ho altro da aggiungere. Per quelle tue ferite domattina farò venire il dottore. Non c'è bisogno.
sono superficiali. Domattina farò venire il dottore, non si discute, non ho visto bene, non desidero vedere, ma non voglio complicazioni. Preferirei di no. Anche perché quel mio amico, per ragioni sue un po' delicate, doveva trovarsi da un'altra parte. Tu capisci che se il medico indagasse... Che dovrebbe indagare? Ti sei fatto male, ti cura. Non si sa mai. E invece si sa per certo che di quell'altro non se ne occuperà. Papà, io te lo chiedo per favore. Prima di lasciarmi mi ha molto raccomandato e... Non capisco davvero. E chi è questo tuo amico? Non lo conosci, non è un mio compagno di Beh, a scuola. sentirti si direbbe che i tuoi compagni di scuola li conosco tutti. Volevo dire che non puoi conoscerlo. No, di piuttosto che non sai quello che dici. Forse perché ho sonno. No, non è vero, tu non hai sonno. Si è fatto male anche lui? Un po' meno di me, direi. Non afferro bene. Per forza, vi sono dei piccoli segreti. Per forza cosa? Cosa c'entra del segreto col male che può essersi fatto? Ma sei tu che mi confondi con questo interrogatorio. Questo tuo amico avrà una casa? Un telefono? Il telefono? Non so, ci trovavamo fuori alla sera, non in grande intimità. E va bene. Niente medico e niente di niente. Posso andare? Puoi andare. E la rivoltella che tua madre ha trovato nel tuo armadio, sempre in posti diversi, vorrei che tu me la consegnassi anche subito. Subito anzi. Non ce l'ho più. Va bene? Era appunto di questo mio amico e gliel'ho consegnata ieri sera. Veramente tu a tua madre hai detto, ma meglio così. Non mi piaceva che tu tenessi armi per caso. Bene, bene. Perché poi l'aveva data a te? Un giorno me l'aveva fatta vedere, mi era piaciuta e... Ah, lo vedevi dunque anche di giorno? Ma qualche volta di giorno, qualche volta di sera. Siccome tu mi hai detto che lo vedevi soltanto di sera. Ma l'ho detto per dire. Sì, si capisce. Ti era dunque piaciuta? Volevo provarla. Contro chi? Contro un bersaglio qualunque, per gioco. Ma poi si intende, non sparai mai. Desiderio un po' strano. Proprio una sciocchezza. Sì, proprio una sciocchezza. Buonanotte, papà. Buonanotte. No, non chiudere. Anzi, spalanchiamo. A proposito, avrai sciupato anche lo smoking ferendoti alla gamba, no? Sì, ma non molto. Meno male. Sai quello che costa? Mettere la gamba, Guarisce da sola, no? Hai pensato di scusarti presso i Mainardi? Se ti aspettavano, avrai telefonato. Lo farò domattina. Bravo, non dimenticarlo. Quel tuo amico lo conoscono anche loro? No. Tu andavi dai Mainardi. Ah, hai incontrato quell'altro. Ma perché mi rivolgi tutte queste domande? Perché tu mi risponda. Si può pensare che non mi credi. Hai incontrato quell'altro? Mi ha pregato di andare con lui. La motocicletta mi è sempre piaciuta. Magari ti avrà promesso di lasciar guidare un po' anche te. Sì. E a te non è parso vero. C'è però qualcosa di molto vago. Tu andavi dai Mainardi, non sapevi di incontrare quell'altro, eppure avevi in tasca la rivoltella che volevi consegnargli, o meglio restituirgli. E col silenzio non si danno spiegazioni. La portavo con me pensando che alla prima No, occasione... questo non è vero. Quando tu uscivi la si poteva trovare nel tuo armadio. Soltanto ieri sera la rivoltella non c'era più. E ti consiglierei di non allontanarti, Maurizio, che la cosa sta diventando interessante. Ma io sono stanco, ho sonno. Domani ti spiegherò tutto. No, finiamola finché ci siamo. No, Lucia. Cambiare idea, seguire un amico in motocicletta può capitare. Credere di portare sempre con sé un oggetto da restituire, dimenticandolo invece qualche volta a casa, anche questo può essere. E può anche essere che un padre, non molto tranquillo, desideri conoscere questo nuovo amico del figlio per sapere chi è. E chi è? Me lo dirai. Non lo conosco che di nome. Non ti sento. Non lo conosco che di nome. Non è molto credibile. Che lo conosco solo così, posso anche giurartelo. Parole grosse, lasciale per la fine. Dove sei stato a ballare? Non siamo giunti dove si voleva, siamo caduti prima. Dove eravate diretti? Non lo so, in campagna, in una villa isolata. Perché non vuoi il medico? Cosa hai fatto stanotte? Ma dimmi almeno che c'erano delle donne con voi e che proprio per loro... Sì, c'erano delle donne. No, hai afferrato al volo, donne non ce n'erano. Eravate voi due soli, chissà dove e in chissà quale pasticcio. Vieni qui, vada che se non t'ho mai messo le mani addosso comincio ora. Ma cos'è che avete commesso? Se qualche sciocchezza, sarà da ragazzi. Ebbene, dimmelo. Alla tua età ne commisi anch'io. Non lasciarci credere chissà che cosa, io vorrei che tu sentissi come trema tua madre. Cos'è quella motocicletta? Non era né tua né sua. L'avete rubata? No, è sua, è sua. Ma quella rivoltella,
Per servirvi per spaventare qualcuno. Per sparare su qualcuno. Ma Maurizio! Maurizio, non è possibile, Maurizio. Perché non dici niente? Dillo a tua mamma, per carità. Valerio, dillo che parli. Non ho più niente da dire. Maurizio, parla. Voi mi dovete salvare. Come? Cosa hai fatto? Mi dovete salvare. Parla, se vuoi che ti aiutiamo. Cosa hai fatto? Cosa hai fatto? Avevamo bisogno di soldi. Che ti mancava? Valerio! Di soldi e poi. Avanti, avanti! Volevamo partire. Per andare dove? Non lo sapevamo nemmeno noi, andarcene. Voi non potete capire. Continua. Un giorno eravamo con delle ragazze. Una di esse aveva la macchina. Quel denaro quasi a portata di mano. Avanti, non ti fermare ora. La strada deserta, l'uomo non più molto giovane, solo. Incominciamo a parlare per scherzo. Una specie di gioco, una scommessa, non so nemmeno io. Poi ieri sera... L'avete ucciso. Oh, Valerio. Anche ora non riesco a capire come è stato. Noi non volevamo fargli del male. Ed io non ho sparato, ma l'altro sì. Ad un tratto, là in fondo, sulla strada, sono apparsi i fari di un'altra macchina. Se non fossimo fuggiti ci avrebbero presi. Siamo scappati, come impazziti.
guardati attorno, non c'era nessuno. E in motocicletta di nuovo siamo tornati in città. Ora non so quello che farà l'altro. Vorrei un po' d'acqua. Dove vai? Vuol bere? Hai sentito? Non sai cosa farà l'altro. E tu cosa farai adesso? Non ho sparato io! E che credi per questo? D'essere innocente! Assassino! Assassino! No! Bello il gesto. Bello. Forse avrai salvato il mio onore. Così non potrai più vivere. Tu pensi solo a te, al tuo nome, al tuo onore. Ma noi che restiamo? Oh, Valerio. Ma perché? Ci siamo sempre voluti bene, vero? Vero? In fondo siamo sempre stati uniti. E allora perché? Ma lo sai che mi sembri un altro. Non mi sembra nemmeno di riconoscerti. Tuo figlio, tu lo riconosci? Che c'entra? Lui è un ragazzo. Qualcuno lo avrà trascinato. Ora mi rendo conto quanto sia diverso viverle certe cose. E io per tanti anni credevo di aver capito. Già. Quando si giudica si sta lì fermi. Ma quando ci si trova dentro e si soffre, allora bisogna... Che cosa vuoi dire? Pare che nessuno li abbia visti. E con questo? Pensa, Valerio, se nessuno li ha visti... La tua è una proposta orribile. Lo so. Va via! Va via! Va via! Poi non ero solo. Il suo indirizzo. Vado io da lui. No, è non a quest'ora. Entra. Siediti lì. Quante rivoltelle avevate? 2? Sì, Dove sono? le abbiamo sotterrate dove siamo caduti. Erano state acquistate da poco tempo? No, le aveva da prima. Sei certo che nessuno vi abbia riconosciuto? Certissimo. Prima di raggiungere quel luogo vi siete fermati da qualche parte? No. Mi detesto. Non pensiamoci. Adesso. Il denaro non l'avete preso? No. Il tuo complice ha avuto già a che fare con la giustizia? No. Hai il telefono? Che cosa vuoi fare? Hai il telefono? Sì. Dammi il numero. O fallo tu. Chiamalo tu. No. Ma nessuno risponde. Resta in comunicazione, risponderà. Ma che cosa devo dirgli? Che mi hai confessato tutto, che voglio parlargli.
Aiutaci, proteggici. Anche se quello che stiamo facendo. Pronto? Pronto, sono Maurizio. Sei tu, Giulio? Rispondi, Giulio. Giulio. Mio padre sa tutto. Vuole parlarti. Pronto, Maurizio? Sono il padre di Maurizio. Che cosa vuole da me? Ora non le sto a spiegare. Verrò da lei, dovrà aprirmi, suonerò 3 volte. Risponda se va bene. Perché non risponde? Preferisce che la denunci insieme a mio figlio? Mi sente? Risponda! Sì, ho capito. Non ho altro da dire. Valerio. Non la toccare, tu! Non toccarla! Ehi, taxi! Taxi! Ferma! Perché non finisci di vestirti? E la cravatta? Deve essere a posto come gli altri giorni. E non dimenticarti il berretto che devi nasconderla, quella ferita alla fronte. Sì. Perché l'hai fatto, Maurizio? Perché l'hai fatto? Tanto non mi credi. Ma se ti ho sempre creduto anche quando sapevo che mi mentivi. Chi è Sandra? Una ragazza. La conosci? Scusi, tanto ho sbagliato. No, è qui, è il padre di Maurizio. Entri, potrebbero vederla. Giulio torna subito. Io ero presente quando lei ha telefonato. Ha fatto male a uscire. È stata un'imprudenza. Non lo tenevo più, era così spaventato, atterrito. E dove è andato? A prendere il giornale. Non potevo andarci io, mi avrebbero notata. Non siede. È fuori da molto tempo? No. Voleva bere qualcosa di caldo. C'è una latteria vicina, io qui non ho niente.
E Maurizio? Lo conosce bene mio figlio? Sì, veniva spesso qui. Io disegno figurini, gli piaceva. Veniva a trovare lei o l'altro? Come l'altro? Ma io qui vivo sola. L'altro è il suo amico? Che vuol dire? Amico, sì, ma non nel senso che immagina. Insomma, si deve a lei tutto quello che è successo. A me? Ah, non riesce a pensare che tra giovani possa esserci solo dell'amicizia? Non è il momento di fare l'offesa, questo. Lo sa che c'è un morto. Ma io non c'entro. Se saranno scoperti, le sarà difficile nascondere le sue responsabilità. E ogni responsabilità sua o dell'altro costituiranno un attenuante per mio figlio. Perciò le conviene essere sincera, almeno con me. Non sapevo niente, le ho già detto che io non c'entro. Lo dimostri. Sulle prime non volevo nemmeno crederci, mi era sembrato uno scherzo. Bello scherzo. Avanti. Ero ad una festa, dai Mainardi. C'è venuta anche sua moglie a cercare Maurizio. Ma chi poteva mai immaginare che mi avrebbero chiesto di rifugiarsi qui? E perché l'altro è rimasto qui tutta la notte? Non sa pensare ad altro, lei. I suoi genitori vivono fuori e lui studia qui. Dove abita, in pensione, avrebbe dovuto dare spiegazioni per quella ferita che si è fatto alla guancia. L'avrei cacciato via, ma aveva talmente paura. E poi ha telefonato lei. Perché l'hanno fatto, mi dica. Lei può saperlo. Forse non lo sanno neanche loro. Non lo sanno nemmeno loro. Ma com'è possibile? In fondo, lei non li conosce. Ma si rende conto di quello che sta dicendo? Uno dei due è mio figlio. E con questo? Vede, dopo tutto sarei meno disperato se l'avesse fatto per un motivo che disapproverei lo stesso. Motivo, per esempio, per una donna. Per lei. No. Non l'ha fatto per me. L'hanno fatto così, senza crederci. È questo appunto che mi fa spavento. Capire all'improvviso che non avete ideali. Ideali magari sbagliati. I vostri gesti sono soltanto stupidi. Quali ideali avete saputo trasmetterci? Quali ideali ci avete dato? Non posso più trattenermi qui. È già troppo quello che ho fatto. Se vuole parlarli, non può sbagliare. La latteria è all'angolo, vicino all'edicola. Mi scusi. Un gettone per la musica. Due bottiglie di latte. E muoviti! Un caffè. Mi dà un cappuccino? Permette. Grazie. Prego. Grazie.
tuo padre che non torna, che non telefona. Che ora è? Quasi le 6. Allevare un figlio. Adorarlo e non capire che ti ingannava. Come può essere stato? Chi ti ha cambiato così? Chi? Mamma. Già, quando si comincia a frequentare certa gente, allora... Ma tu non capisci, mamma. Che cosa? Sandra non c'entra, so cosa pensi, ma Sandra non c'entra. No? E chi allora? Ma nessuna che conti, mamma, nessuna. Maurizio. Aiutami tu, mamma. Oh. Pronto? Ah, sei tu, Valerio, finalmente. Ho letto il giornale. Sì. Non è morto. Non è morto? È solo ferito e nemmeno gravemente. Ma ha parlato, ha riconosciuto. Ero a casa, senti, hai chiamato. Come? Pronto? Oh, parli così piano, pronto? Hai veduta la mia rivoltella? Guarda, sei ancora in terra dove ti è caduta stanotte. Piuttosto dimmi, Valerio. Sarò lì tra pochi minuti. Valerio, dimmi, l'hai visto il ragazzo? Gli hai parlato? È pronto? Valerio, gli hai parlato? Pronto? Pronto? Maurizio, la rivoltella di tuo padre che mi è caduta di mano stanotte. Dov'è? Non lo so. No, qui non può essere perché qui non mi sono seduta, lo ricordo benissimo. Guarda un po' in camera mia. Guarda di sopra, ti ho detto. Dove l'hai messa? Ho detto che non lo so. Forse può essere caduta qui. O di questa notte io non ricordo proprio niente. Ti ha telefonato solo per questo. E non ti ha detto altro. Lo so che non posso fidarmi neppure di lui. Di nessuno posso fidarmi. Lo sai che è soltanto ferito? Chi te l'ha detto? Tuo padre. C'è solo da sperare che non li abbia riconosciuti. No, questo no. Che non abbia visto in voi qualcosa. Ma nulla, non può aver visto nulla. Non possiamo ancora esserne certi. Ma io sì. Dammi la rivoltella. Non puoi più fare a meno di avere un'arma in tasca. E non ti fidi nemmeno di tuo padre. Come hai saputo che è solo ferito? Dal giornale. Quell'uomo guarirà. E verrà un giorno in cui nessuno più si ricorderà. Non era possibile che io dovessi trascinare questo peso per tutta la vita. Volevi sapere perché l'ho fatto? Perché ero stufo di tutto. Sempre la stessa vita. La scuola era uno strazio. Il professore era felice solo quando poteva darmi un voto cattivo. E qui a casa, chi ha mai potuto parlare con papà? È capace di arrabbiarsi e basta. E io? La rivoltella era nel cassetto e... Ti hai parlato? No, Perché? perché non ho potuto. Ma l'ho visto. Quasi un bambino. E io che credevo, speravo, Che cosa? che Maurizio fosse stato trascinato. E invece, Che importanza ha questo? Il giornale, dammi il giornale. il giornale, devo averlo lasciato in qualche posto. Scendo io a comprarlo. Non ti muovere! E non parlare. Non la voglio sentire la tua voce. E non voglio vederti. Ma come? Dovevi incontrarlo e non hai potuto. Dovevi consigliarlo e non l'hai fatto. T'ho detto di tacere. Non posso più. Maurizio! Aspettate forse che commetta qualche pazzia. Maurizio! E non posso più star fermo, non posso più. Io ti stroncherò se non la smetti. Valerio! Non puoi più aspettare, vattene. Ti prego! Non l'ho consigliato e non lo consiglierò. Perché mi sono ricordato in tempo che non potevo io. Ma si tratta di nostro figlio, Valerio. Mia povera Lucia. Quell'uomo non è morto. I denari gli sono rimasti. La colpa non Ma è minore. Sì, per me sì. Quell'uomo vive, capisci? Maurizio
Non è un assassino. E credi che mio figlio sia migliore per questo? Non ti capisco. Non eravamo d'accordo che... Bisogna rispondere. Pronto? Pronto? La sto aspettando ancora. Non ne posso più. Pronto? Risponda. Era lei quello che è entrato nel caffè e mi ha tanto guardato. Prima ho temuto che fosse della polizia. Poi ho sperato che mi seguisse. Perché non mi risponde? Sono pronto a fare tutto quello che lei vuole. Ma farmi arrestare no, tutto, ma non lasciarmi prendere. Risponda. Rispondi a me. Chi è stato a sparare dei due? Non lo so, non lo so. Chi è stato a sparare? Ripeto che non lo so. Le rivoltelle le abbiamo sotterrate, glielo avrà detto. Insomma, lei ha promesso di venire e deve venire. Non può lasciarmi prendere così. Non urlare, ti sento. E allora? Fra qualche minuto richiamerò io. Pronto? Pronto? Maurizio, chi ha sparato dei due? Tu, vero? Hai sparato tu. Io lo sapevo. Ora non darai ascolto all'altro che per difendersi. Ti consegnerai alla polizia. No! 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 Glielo ripartiamo! E tu non potrai impedircelo! Si consegnerà alla polizia. Papà, Tu un giorno alla giustizia avrai pagato. Siamo noi due che non sapremo mai a chi pagare. Piangi, piangi se ne hai voglia. A me non riesce. Non ti riesce, eh? Perché non hai cuore? Ma non hai ancora capito che siamo noi i maggiori colpevoli? Noi che gli abbiamo dato la vita! Che l'abbiamo fatto così! Noi non abbiamo saputo conoscerlo, cambiarlo, correggerlo, Basta, capirlo! Noi siamo stati! Noi siamo i colpevoli! Ma che vale essere un magistrato incorruttibile, ossequiato, se non hai saputo essere un padre? Tu ci hai insegnato a mentire. Io come? Sì, tu, perché ad ogni più piccola cosa sempre ne hai fatto un dramma e ti abbiamo spesso nascosto la verità per poterti vivere accanto. E tu credi che io non l'abbia capito? Ah sì? E allora? Avevo lasciato a te il compito di educarlo. Se non posso fidarmi di mia moglie, di chi devo fidarmi? E tu che cosa hai fatto perché tuo figlio fosse migliore? Non gli hai mai parlato come ad un amico, mai. Hai sempre preteso solo che ti obbedisse e mai, mai le hai insegnato che il bene non è un articolo della legge, ma un sentimento. E perché credi che io abbia deciso di denunciare mio figlio? Io che per tanti anni sono stato un amministratore della legge, per la prima volta sento il dovere di mortificarmi per subirla. Lo vedi? Lo vedi che parli ancora come un magistrato? No. E mai come un uomo? Questa volta parlo da uomo. Ah, sì? Lasciami. Che cosa vuoi fare? No! Lucia, ti prego. No, Valerio! Fino a che questo segreto rimane in casa nostra, tutto si può ancora aggiustare. No, anche se dobbiamo torturarci tra di noi. Non lo aiutare se vuoi, ma non denunciarlo. Ma non capisci che siamo ancora in Che tempo cosa? a fargli capire che ci sono intorno a noi migliaia, milioni di uomini a cui dobbiamo rispondere delle nostre azioni. Dammi il telefono. No! Dammi il telefono! No! Non sei un mostro! No! Maurizio! Maurizio, aiutami, chiamo un taxi! Non ce la faccio. Giorgio, Dimmi tutto. ascoltami attentamente, ti prego. E senza interrompermi, nemmeno con una parola. Ti chiedo un grande favore. Ma cos'è successo, Valerio? Parla, per carità. Mio figlio stanotte ha commesso un delitto. Maurizio, ma com'è possibile? I giornali di stamane te lo racconteranno. Avrà dunque necessità della tua assistenza legale. Stanotte mi hai detto che forse un giorno mi saresti potuto essere utile. Questo giorno è arrivato, purtroppo. Non farne ancora parola. Ti prego, ti aspetto immediatamente. Lo affiderò a te. Anche per accompagnarlo.
Valerio, non ti pare? Ti prego, scusa. Ti prego. Non dovevi. Tu non ami abbastanza tuo figlio, Bestemmi, Lucia. perché avevi bisogno di stimarlo. Mentre invece io lo amo anche così come è fatto. E forse ancora di più. Signora Lucia. Pronto? Pronto? Perché si fa tanto aspettare? Ci ha detto solo pochi minuti. Mi lasci parlare. Stavo appunto per chiamarlo. Ho riflettuto. Fra un'ora mio figlio si costituirà. Ma aveva promesso... Un'ora, ripeto. Su Maurizio ho dei diritti. Quanto all'altro non lo conosco. Perciò gli do tempo perché possa decidere, restare o fuggire. Da lei me l'aspettavo. Lei non c'entra. Non ha niente da temere. È stato lui! È stato lui a sparare! Se denunciandolo mi denuncerà, io la dirò la verità! Non denuncerò che mio figlio. Voglio che Maurizio venga all'apparecchio! Maurizio! 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 Hai sentito? Valerio, so che è inutile, ma desidero ricordarti che nessuna legge ti costringe a tanto. Lo so. Maurizio è già pronto. Ho deciso naturalmente di presentare le mie dimissioni. Ieri sera eravamo così felici. Signora Lucia, difendendo suo figlio non penserò che a lei. Sarà come se le fosse al mio posto, mi creda. Non doveva. Noi che conosciamo Valerio sappiamo che non poteva agire che così. Posso solo dirle ora che lui soffre quanto lei, perciò gli stia vicino. Lo aiuti. Ora dovete aspettare Maurizio uniti, insieme. Mamma. Forse è meglio così. Maurizio. Maurizio.
La Metro Goldwyn Mayer presenta un film più vero di un fatto di cronaca, più avvincente di un romanzo, I colpevoli. No, non l'ha fatto per me. L'hanno fatto così, senza crederci. È questo appunto che mi fa spavento. Capire all'improvviso che non avete ideali. I giovani di oggi, vedi, non sono più come eravamo noi che... Dai, che i giovani sono sempre giovani, come i guai sono sempre guai. Chi sono i colpevoli? I giovani che hanno imparato i gesti della violenza o i genitori, la scuola, la società, noi che abbiamo reso possibile tutto questo? Voglio che Maurizio venga all'apparecchio! Maurizio! Maurizio! Ti sei mai domandato se questo colpevole debba essere punito o piuttosto debba essere recuperato? Come dire, salvato? Io non sono un apostolo. Se potessi una sola innovazione porterei al codice. Quando si condanna un imputato, si dovrebbe anche condannare l'avvocato che l'ha difeso. In questo caso io sarei all'ergastolo 4 volte. Vivo, umano, sincero, questo film è forse la più inquietante pagina di vita del nostro tempo. Un appassionato grido d'allarme. Ma non hai ancora capito che siamo noi i maggiori colpevoli? Noi che gli abbiamo dato la vita, che l'abbiamo fatto così! Noi non abbiamo saputo conoscerlo, cambiarlo, correggerlo, capirlo! Noi siamo stati! Noi siamo i colpevoli! Li conosciamo veramente i nostri figli. Li sappiamo capire, guidare, educare. 2 mondi diversi sono di fronte. Lo sviscerato amore di una madre, l'inflessibile severità di un padre. E tu che cosa hai fatto perché tuo figlio fosse migliore? Non gli hai mai parlato come ad un amico, mai. Hai sempre preteso solo che ti obbedisse e mai le hai insegnato che il bene non è un articolo della legge, ma un sentimento. Valerio, so che è inutile, ma desidero ricordarti che nessuna legge ti costringe a tanto. Lo so. Maurizio è già pronto. Per la prima volta nella sua vita, un giudice è chiamato a rendere conto a quella giustizia che per tanti anni ha amministrato. Ma dimmi almeno che c'erano delle donne con voi e che proprio per loro... Sì, c'erano delle donne. No, hai afferrate al volo, donne non ce n'erano. Eravate voi 2 soli, chissà dove e in chissà quale pasticcio. Ma quella rivoltella deve servirvi per spaventare qualcuno. Per sparare su qualcuno! Nel crollo di tutte le speranze, nell'affannoso conflitto di affetti e di doveri, domina la luminosa figura della madre, insuperabilmente scolpita nel suo dolore dalla emozionante, indimenticabile interpretazione di Isa Miranda, cui fanno corona un nuovo Vittorio De Sica, un sorprendente Carlo Ninchi, Sandro Ninchi, Enrico Olivieri, Ec Cashorò, la nuova stella di Hollywood. No! Dammi il telefono! Non sei un mostro! Chi sono i colpevoli? Ecco un film che susciterà certamente un acceso fervore di discussioni e che appassionerà il pubblico di tutto il mondo. Diretto da Turi Basile, prodotto dalla Colosseum Film Roma Italia Film, distribuito dalla Metro Goldwyn Mayer, prossimamente su questo schermo.